Presidente Bolsonaro, questo convegno della CISL oggi è dedicato all'innovazione tecnologica e il lavoro. In Friuli Venezia Giulia si sono fatti dei passi in avanti importantissimi anche con la legge del rilancio impresa e il dato che è emerso oggi è che siamo la regione del nord-est dove non c'è più una fuga di giovani, un dato che si è bloccato in quest'ultimo trimestre. Questo è un dato sorprendente, l'ultimo trimestre, giovani che vengono immessi nel mondo del lavoro, abbiamo nuovamente superato i 500.000 occupati e la capacità quindi di un territorio di essere attrattivo. Detto questo, un convegno, questo della CISL, molto interessante, dove si parla di tecnologie, dove si parla di nuovi lavori, ma dove si parla anche di come formare le persone perché possano affrontare questi nuovi lavori. E quindi è evidente che il modello scolastico, l'accompagnamento alla formazione e quant'altro diventano centrali nelle politiche regionali. Io sono assolutamente convinto che ci sia la necessità di andare a spingere in modo molto forte sull'intero sistema scolastico perché si possa dare opportunità ai nostri giovani di entrare immediatamente in un mondo produttivo che cambia alla velocità della luce, nuove tecnologie, big data, eccetera. Quindi ogni ragazzo che entra nel mondo lavoro, che lo entri dal punto di vista della progettualità, che entri dal punto di vista proprio della produzione, ha davanti macchinari che sono degli investimenti straordinari da parte delle imprese e dall'altra parte hanno delle necessità di essere gestiti nel modo migliore con una grandissima professionalità e quindi non ci sono scorciatoie. Puntare sulla scuola, puntare sulla formazione, puntare sulla professionalità delle persone che vengono immesse nel mondo del lavoro.